Alle battute finali il processo che vede imputato Giuseppe Forciniti per l'omicidio della compagna Aurelia Laurenti, uccisa con 19 coltellate a Roveredo. Il PM ha chiesto l'ergastolo. Un bimbo rischiò di annegare in piscina e dopo il tuffo è rimasto semiparalizzato. L'incidente accadde a Gemona nel 2015, il processo a carico del gestore della struttura e di un bagnino ripartito da zero a Udine. Un diverbio con i controllori del bus a Udine finisce a botte, madre e figlio condannati a 10 mesi di carcere, la donna si rivolse a uno di loro di colore con insulti razzisti. Si allenta la pressione Covid, l'azienda sanitaria Friuli Centrale corre ai ripari per tagliare le liste d'attesa, dal 2020 sono solamente 3 su 64 le tipologie di visite effettuate nei tempi previsti. Il friulano, al pari delle altre lingue comunitarie, presentati nuovi strumenti didattici realizzati da Arlef, Regione e Università di Udine che consentiranno di valutare i livelli di competenza. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Attesa per la tarda serata la sentenza per Giuseppe Forciniti, accusato dell'omicidio della compagna Aurelia Laurenti. Per lui il PM ha chiesto l'ergastolo. Ergastolo. Lo ha chiesto il PM Federico Facchin al termine della requisitoria del processo al Tribunale di Udine che vede imputato Giuseppe Forciniti, accusato dell'omicidio della compagna Aurelia Laurenti, avvenuto nella loro casa di Roveredo in Piano il 25 novembre 2020. Questo è un omicidio volontario, ha sostenuto il PM, aggravato dalla convivenza e al limite della crudeltà. Forciniti ammise di aver colpito la compagna, ma solo per difendersi, sostenendo di ricordare di aver inferto una sola pugnalata. Una tesi smontata dall'accusa. Invece, ha affermato Facchin, ha agito con freddezza e lucidità, sfiorando la crudeltà, consapevole di ciò che faceva mentre colpiva Aurelia con 19 coltellate. La sua versione dei fatti, ha detto Facchin, non è verosimile. Tesi sostenuta anche dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Antonio Malattia. Il legale ha descritto Forciniti come un padre padrone, capace di creare attorno ad Aurelia una sorta di prigione, fatta di gelosie, controlli, pedinamenti, violenze fisiche, volte al possesso della compagna e culminati nell'omicidio. Il difensore, l'avvocato Ernesto Lettoni, ha sostenuto che Forciniti, da tempo bersaglio delle sfuriate della compagna, avrebbe strappato il coltello dalle mani della donna e l'avrebbe colpita senza avere memoria dell'accaduto. Per dimostrarlo ha simulato in aula la colluttazione tra i due. 9 pietre d'inciampo saranno dedicate ad altrettanti poliziotti udinesi arrestati dai nazisti e deportati nei campi di concentramento dove morirono. Saranno posizionate in via Treppo venerdì mattina. Alla cerimonia, che sarà trasmessa in diretta da Telefriuli a partire dalle 10:30, prenderà parte anche il capo della polizia Giannini. Il capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini sarà venerdì prossimo a Udine. Parteciperà in mattinata alla posa di 9 pietre d'inciampo in via Treppo in memoria di altrettanti poliziotti della questura udinese deportati nell'estate del 1944 che poi persero la vita nei campi di concentramento nazisti. Le pietre d'inciampo saranno posizionate davanti al portone d'accesso al conservatorio Tomadini che si affaccia su via Treppo. Qui aveva sede la questura e qui gli agenti furono arrestati prima di essere deportati. Nel luglio del 1944 l'edificio fu interessato da rastrellamenti da parte delle SS. I nazisti circondarono la questura e una quarantina di dipendenti, compreso il questore, fu arrestata perché sospettata di attività antinazista. Dopo i primi accertamenti fu fatta una sorta di decimazione, liberando i meno sospetti e raggruppando in carcere 12 persone. Dopo 27 giorni in cella, 10 furono caricati su un carro bestiame e condotti a Dachau. Solo uno riuscì a ritornare in patria, segnato però indelebilmente da quei tragici fatti. Alla cerimonia di venerdì mattina, che prenderà il via alle 10:30 e sarà trasmessa in diretta da Telefriuli, prenderanno parte, oltre al capo della polizia Lamberto Giannini, il questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan, il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, il presidente regionale e vicepresidente nazionale dell'Associazione Polizia di Stato Giovanni Roselli, l'attrice Gioia D'Angelo, nipote del caduto commissario Antonio D'Angelo, e Anna Colombi, curatrice della mostra allestita a Palazzo Morpurgo 2022 Pietre d'inciampo, frutto della collaborazione tra il Comune, la Polizia di Stato e l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Dal 22 al 30 aprile la mostra si potrà visitare nei locali di via Treppo 4 negli orari di apertura del conservatorio.
Prosegue l'iter per l'approvazione della proposta di legge di istituire una giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini dopo il terremoto del 76. Passata in quinta commissione, ora dovrà affrontare la sesta commissione per approdare in Consiglio regionale. Mira a promuovere lo spirito di solidarietà e di volontariato che anima l'Associazione Nazionale Alpini, trasmettendone i valori storici, sociali e culturali, soprattutto alle giovani generazioni, la proposta di legge 137 regionale di istituire una giornata dedicata alla riconoscenza, alla solidarietà e al sacrificio degli alpini, che, passata in quinta commissione, dovrà ora essere discussa in sesta commissione e successivamente, per essere approvata, dovrà passare in Consiglio regionale. La giornata individuata è il 20 maggio. A ricordo di quello che è successo nel terremoto, perché il 20 maggio sono state istituite i 11 cantieri di lavoro che poi ovviamente gli alpini hanno fatto sì per l'aiuto alla popolazione del Friuli Venezia Giulia. In un primo momento avevamo indicato come data il 6 maggio, ma anche dopo, i giorni successivi, non solo gli alpini sono accorsi ad aiutare la gente, ma bensì ci sono state altre associazioni. Credo che sia stato giusto non proporre appunto quella data, perché altrimenti le altre associazioni e gli altri reparti dell'esercito sarebbero stati sminuiti. Un giovane di 26 anni, Ramadan Ramici, è morto travolto da un'auto la scorsa notte a Portogruaro in un tratto della statale triestina priva di illuminazione. A investirlo è stata una Toyota guidata da un uomo di 56 anni, ora indagato dalla procura di Pordenone per omicidio stradale. Il bambino rischiò di annegare e rimase semiparalizzato. È ripartito da zero in tribunale a Udine il processo per l'incidente capitato in piscina a Gemona nel 2015. L'incidente è capitato nel 2015 nella piscina comunale di Gemona, quando un bambino rischiò di annegare e rimase semiparalizzato, torna in tribunale a Udine. Davanti al giudice Giulia Possini è ricominciato il processo a una 48enne, presidente dell'associazione che gestiva la struttura, e a un 27enne, istruttore di nuoto, ritenuti responsabili di quanto capitato al piccolo. I due erano stati condannati dal giudice di pace di Tolmezzo a una multa e al versamento di 30.000 euro alla famiglia, ma il giudice aveva annullato la sentenza per un vizio di notifica. L'istruttoria è quindi ricominciata con le deposizioni di 2 testi e del medico legale incaricato dalla procura della perizia sul bambino. In particolare, per il medico, a compromettere la salute del piccolo è stato un arresto cardiocircolatorio protratto per 15 minuti. La prossima udienza è prevista per metà maggio. Nuova incursione ai danni del ristorante Biffi di Udine, a denunciarlo lo stesso titolare che si è ritrovato il locale svuotato di diverse bottiglie di vino pregiato, alcuni tablet e altro materiale. L'irruzione è avvenuta lunedì nel giorno di chiusura. Rispetto ai furti precedenti, questa volta la scorribanda è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il volto del ladro mentre manomette la porta d'ingresso. Un elemento particolare fa supporre però che il gesto sia più intimidatorio che predatorio. Il malintenzionato infatti ha prelevato del pesce dai frigoriferi, nascondendo le orate e branzini asportati fra i mobili e l'arredamento del locale. Un diverbio con i controllori del bus di Udine costa a madre e figlio 10 mesi di carcere. La donna si era rivolta all'ufficiale di colore con insulti razzisti. Hanno aggredito i controllori dell'autobus e insultato quello di colore con parole razziste. Madre e figlio sono stati condannati dal Tribunale di Udine. Il GUP Matteo Carlisi ha inflitto loro con il rito abbreviato 10 mesi di carcere ciascuno, pena sospesa per il giovane per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonisti della vicenda, capitata 3 giorni prima del Natale 2020, sono una donna di 50 anni e un ragazzo di 20, entrambi residenti in città. Tutto è successo sulla linea 4, dove la donna si è rivolta a 4 accertatori, chiamandoli sceriffi e proferendo insulti razzisti nei confronti di quello di origini africane. La madre quindi è stata buttata fuori dal bus in un modo che il figlio ha giudicato rude. Il ragazzo è intervenuto a difesa della donna ed è nata una colluttazione, durante la quale 2 controllori hanno subito lesioni. L'aggressione è stata reciproca, afferma il difensore, l'avvocato Emanuela Zalini, tanto che le telecamere hanno ripreso una guardia giurata mentre fa cadere a terra il ragazzo con uno sgambetto. Scontato il ricorso in appello. Un'impresa del terziario su 4 del nord-est avverte l'usura come un rischio concreto e in generale la percezione della sicurezza nei paesi e nelle città è diminuita. Il dato emerge da una ricerca nazionale di Confcommercio.
Quasi il 12% delle imprese del terziario nel 2021 ha percepito un peggioramento dei livelli di sicurezza, con l'usura che rappresenta lo spauracchio maggiore tra i fenomeni criminali. Il 27% delle imprese lo avverte come un rischio concreto. Sono questi alcuni dati emersi dall'indagine Confcommercio nazionale su usura e illegalità, affidata a Format Research, secondo cui almeno 30.000 imprese del commercio, della ristorazione e della ricettività sono oggi ad elevato rischio usura. L'illegalità costa alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi quasi 31 miliardi di euro e mette a rischio circa 200.000 posti di lavoro. Il pericolo maggiore è nel sud Italia, ma anche il nord-est non è esente. Qui le imprese del terziario che percepiscono un peggioramento dei livelli di sicurezza sono il 10%, mentre il 26% teme un rischio usura e secondo un'impresa su 5 il racket è in aumento. Metà degli imprenditori nordestini intervistati sottolinea la necessità di denunciare, mentre il 30% si dichiara titubante. Infine, quanto al decoro urbano e la qualità della vita, il 14% delle imprese del nord-est ritiene che nell'ultimo biennio sia peggiorata, in particolare nei centri urbani di piccole dimensioni. Nelle città invece il 41,8% delle imprese del nord-est considera degradate le periferie e solo l'8% si lamenta del decoro nei centri storici. La Regione ha raddoppiato il contributo per le giovani coppie che intendono acquistare la prima casa. In Friuli Venezia Giulia, quello degli immobili è un mercato particolarmente in salute. Il settore immobiliare in Friuli Venezia Giulia sta bene. La pandemia e l'aumento dell'inflazione hanno infatti accelerato la voglia di investire su prime e seconde case, creando un circolo virtuoso in controtendenza con ciò che avviene in altri comparti. Abbiamo chiuso il 2020 che avevamo più o meno in regione 14.000 compravendite annuali su residenziale. Le prospettive per il 2021 saranno intorno alle 15.000, quelle per il 2022 saranno ancora in aumento. La Regione ha modificato la legge per il contributo sulle prime case, tendendo una mano ai giovani e alle aree montane. Abbiamo tenuto in forte considerazione le giovani coppie perché abbiamo aumentato quasi del doppio il contributo specifico per le giovani coppie e abbiamo tenuto in considerazione la montagna in quanto sono mantenuti i contributi precedenti. Per il triennio sono stati investiti 90 milioni di euro, abbiamo anche la possibilità di incrementare nel caso in cui ci sono tante domande. Chiederemo l'apertura di un tavolo permanente per monitorare l'andamento delle compravendite e perché no inserire anche il governo proprio di quelle località che in questo momento molti le definiscono località che si stanno svuotando da parte dei residenti e quindi creare magari un incentivo per portare le persone nuovamente ad abitarci. Cambia il vertice di Fincantieri, dopo 20 anni finisce l'era di Giuseppe Bono. Cassa Depositi e Prestiti ha deciso il nuovo vertice di Fincantieri, il colosso navalmeccanico con sede a Trieste e uno dei principali cantieri a Monfalcone. Il nuovo presidente sarà il generale Claudio Graziano e Pierroberto Folgero, attuale amministratore delegato di Mer Tecnimont, sarà il nuovo amministratore delegato. Graziano succederà a Giampiero Massolo. Folgero prenderà il posto ricoperto da Giuseppe Bono dall'aprile del 2002. L'assemblea per i nuovi incarichi è convocata per il prossimo 16 maggio. Prima di diventare l'uomo azienda di Fincantieri, Bono è stato da ottobre del 2000 ad aprile 2002 amministratore delegato di Finmeccanica, gruppo in cui è entrato nel 1993. Proseguono fino al 6 maggio le adesioni all'OPA di Sparcasse su Civibank. Della vicenda che sta animando il dibattito sul territorio torneremo ad occuparci questa sera nel corso dell'Elettroshock a partire dalle 21. Ospite in studio la Presidente di Civibank, Michela Del Piero, e il Vice Andrea Stedile, che illustreranno le motivazioni alla base della contrarietà dell'attuale CDA all'OPA. Ed ora i dati dei contagi, 1503 su 1503 totali, 246 attraverso 4659 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono i 1257 casi emersi tramite 10.298 test rapidi antigenici. Un solo decesso con Covid riguarda una donna di 91 anni di Trieste, ispirata in una residenza per anziani. Salgono a 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono a 166 pazienti ospedalizzati in altri reparti, 24.562 corregionali in isolamento. E con l'allentamento della pressione ospedaliera del Covid, l'azienda sanitaria Friuli Centrale sta lavorando alla riduzione dei tempi di attesa. Dal 2020 sono decisamente poche le prestazioni ambulatoriali svolte nei tempi previsti dai LEA.
Oncologia, ecodoppler per monitorare la circolazione arteriosa e test cardiovascolare. Sono queste le uniche 3 prestazioni monitorate su 64 che all'interno dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono state espletate nel target dei 10 giorni previsto dalle impegnative con codice breve. Il quadro emerge dal programma attuativo delle liste di attesa per il 2022. Ovviamente a pesare è stato il Covid che ha costretto nel 2020 a ridurre drasticamente l'attività ospedaliera. La Regione ha erogato diverse risorse per riuscire a recuperare il tempo perduto e la priorità sarà data all'oncologia, alla patologia cardiovascolare e all'oculistica. Sul fronte degli esami va un po' meglio nella categoria differita, dove 9 prestazioni rispettano i tempi previsti dai livelli essenziali di assistenza. Sono invece 17, sempre su 64, le attività erogate nella categoria programmata, ovvero entro 120 giorni dalla prescrizione medica. Complessivamente ASUFC eroga 169 prestazioni ambulatoriali differenti, con 806.169 visite nel 2019, passate a 662.517 nel 2020 e 698.431 nel 2021. Per quanto concerne gli interventi operatori sono stati 15.827 nel 2019, 12.409 nel 2020 e 12.867 nel 2021. Il vicepresidente della Giunta regionale con delega alla sanità Riccardo Riccardi ha convocato per martedì 26 aprile a Pordenone le sigle sindacali, un tentativo, quello di Riccardi stesso, di evitare il secondo sciopero di fila della sanità pubblica indetto per il 13 maggio, un'apertura nei confronti di CGIL, CISL e Nursin dopo che la trattativa tra sindacati ASFO di fronte al prefetto di Pordenone è fallita e che le stesse sigle sindacali hanno disertato ieri il confronto con il direttore Joseph Polimeni. Tempo di premiazioni per i piccoli Archimede friulani, 37 alunni delle elementari hanno partecipato al progetto Eureka Funziona con le loro invenzioni. Vediamo com'è andata. La giostra pazza realizzata dai bambini di Tolmezzo è risultata la migliore invenzione tra le 9 presentate a Eureka Funziona, iniziativa sperimentale ideata da Federmeccanica con il MIUR, che Confindustria Udine ha promosso in Friuli coinvolgendo 37 alunni delle classi quarte e quinte della primaria Turoldo, dell'Istituto Comprensivo di Tolmezzo e del Comprensivo di Tavagnacco, sezione di Feletto. Ad ogni squadra è stato consegnato un kit per la realizzazione di un giocattolo con l'indicazione che fosse mobile. Le premiazioni si sono svolte a Palazzo Toriani. Ai vincitori è stato consegnato un premio di 300 euro per l'acquisto di materiale didattico. Hanno ottenuto menzioni speciali il Mini Movie Basketball e il Camion dei Pompieri, presentati dagli alunni di Feletto, e l'Istituto di Tolmezzo per la qualità complessiva dei progetti presentati. Bisogna spiegare ai bambini cosa significa applicare ciò che imparano a scuola, anche perché solo così riusciremo a stimolare i ragazzi nel procedere nella loro vita con materie STEM. Facciamo capire cosa significa lavorare in team, che risultati porta, cosa significa suddividere i ruoli all'interno di un team e cosa significa anche avere un team eterogeneo formato da vari tipi di menti, da vari tipi di caratteri. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa, di questa gara tra piccoli inventori? Costruire una sensibilità intorno alla creatività dei piccoli. Il piccolo dell'Homo Faber trova uno slancio che è indirizzabile e poi a beneficiarne saranno la società civile, la società industriale, le comunità, la competitività del paese. Vengono da 3 anni di pandemia, di protocollo, in cui non si poteva assolutamente lavorare in gruppo e quindi addirittura si sono dedicati anche a ricreazione a questo progetto. Certo, sono un po' artigianali come prototipi, però ci sta lo stesso, è una bellissima esperienza e soprattutto bella per loro, si sono divertiti tanto. Nel 125° anno di distillazione, sabato 7 maggio a Percotto ritorna la cerimonia del premio Nonino, 45° anno più 2. Lo scrittore inglese David Almond conquista il premio internazionale Nonino 2022. Ritorna il premio Nonino, l'edizione 45° anno più 2. David Almond, uno scrittore inglese con il talento di scrivere per i bambini ed essere capito e apprezzato soprattutto da loro, è il premio internazionale Nonino 2022. Il suo romanzo classico per i giovani è stato tradotto in 40 lingue ed è stato adattato per il teatro, la radio e per lo schermo.
Il premio Nonino Risiddaur Barbatella d'Oro 2022 è stato assegnato all'Affido Culturale, un progetto selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile. A Nancy Fraser e Mauro Ceruti il premio Nonino 2022 Maestri del nostro tempo. Nancy Fraser è una filosofa, teorica critica femminista americana, molto conosciuta per la sua critica alle politiche dell'identità e per il suo lavoro filosofico sul concetto di giustizia. Mauro Ceruti, filosofo e teorico del pensiero complesso, tra i suoi ruoli anche quello di senatore della Repubblica Italiana e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il suo progetto filosofico e culturale è volto a promuovere un pensiero complesso in grado di affrontare i problemi della nuova condizione umana globale. La consegna dei premi è prevista alle distillerie Nonino a Ronchi di Percotto sabato 7 maggio alle ore 11. È stata presentata la 18ª edizione del Festival Vicino Lontano, in programma a Udine dall'11 al 15 maggio. Sarà un festival vicino lontano all'insegna della parola sfide. Questo è il leitmotiv scelto dagli organizzatori della Kermesse per la 18ª edizione, che si svolgerà a Udine tra l'11 e il 15 maggio. La parola ovviamente che comprende molte cose, noi abbiamo cercato di selezionare alcune tematiche che ci stanno a cuore da sempre, il tema naturalmente dell'ambiente e poi il tema dei diritti, che comprende i diritti delle donne, i diritti all'informazione, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione. E poi abbiamo una sfida altrettanto importante che riguarda la verità e la democrazia. Ci vuole la verità per capire che quella democrazia è una democrazia e che dall'altra parte c'è una dittatura feroce, aggressiva, invasiva, guerrafondaia. Udine è pronta ad ospitare gli oltre 80 eventi in programma negli edifici storici più caratteristici della città e la consegna del premio Terzani, il cui vincitore verrà annunciato dopodomani, tornerà ad essere ospitata nel Teatro Nuovo. Partiamo dalla chiesa di San Francesco, che è il luogo tradizionalmente che ospita gran parte degli incontri, dei dibattiti, delle conferenze che vengono ospitate all'interno del festival, Galleria Tina Modotti, Salone del Popolo e la Loggia del Lionello. Il friulano, al pari delle altre lingue comunitarie, sono stati presentati oggi nuovi strumenti didattici realizzati da Arlef, Regione e Università di Udine. 3 volumi raccolgono i nuovi strumenti didattici che consentiranno l'avvio della certificazione della lingua friulana. Sono il frutto di un lavoro d'insieme che ha coinvolto l'Agenzia regionale per la lingua friulana, la Regione e l'Università di Udine. La certificazione ha un valore preminente proprio perché porta la lingua friulana allo stesso livello delle lingue magari più utilizzate, ma soprattutto appunto dà quella possibilità, quegli spazi anche lavorativi che possono essere in un futuro abbastanza prossimo, possono essere appunto importanti in una regione che è una regione transfrontaliera. A livello nazionale tengono in considerazione queste peculiarità del Friuli Venezia Giulia, ne tengono in debito conto? Ne tengono in debito conto per quelli che sono gli obblighi di legge derivanti soprattutto dai percorsi di istruzione. Non ne tengono conto rispetto alla valorizzazione, a un percorso di disseminazione di conoscenza che invece deve valere per tutto il territorio regionale. Lei ha detto che oggi in sostanza è una giornata storica. Questo è un momento effettivamente molto importante perché avere uno strumento scientificamente solido, preciso, accurato per poter certificare le competenze era un passaggio obbligato. Noi chiudiamo qui con l'informazione, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, arrivederci.